film che soprattutto vuole essere un atto d'amore per la città. Siamo partiti alla grande quest'anno, proprio anche grazie al maestro De Luigi e a questo suo bellissimo filmato che proprio veramente è qualcosa di penetrante, parte inquietante, però dopo non so, dà molto da pensare e vorrei anche un giorno rivederlo insieme a te. Quando vuoi. Quando ci saranno anche i titoli di testa, quando si trasformerà in un vero film. Venezia ne ha bisogno di queste cose, Venezia ha bisogno anche di tutto l'amore che tu ci hai messo dentro. Ti ringrazio molto. E grazie ancora. Grazie a te. Grazie a te. E così inizia questo nuovo 31esimo anno e direi che le premesse ci sono tutte, le promesse anche perché abbiamo nuove materie che sono state un po' anche la realtà per cui si sono iscritti in tanti, perché desiderano novità. Desiderano anche avere notizie su mondi diversi, su materie anche difficili, però devo dire che non si fermano davanti a nulla i nostri allievi e neanche i nostri docenti. Sta entrando nelle viscere di Venezia perché sta diventando un qualcosa di importante che noi vogliamo coltivare perché credo che Venezia se lo meriti e Venezia e i veneziani. Tutto sommato siamo pochi, però quelli che ci sono vivono Venezia e vogliono viverla alla grande, coltivarla, andare, anche saremo della terza età, forse anche qualcuno di noi della quarta, però non si sente solo quella giovinezza di fondo, che in fondo è una delle grandi qualità veneziane. Venezia, regina.